Allora, innanzitutto bisogna distinguere la decrescita dalla crisi attuale, cioè dalla recessione economica, come si diceva anche prima, perché sono due fenomeni così totalmente distinti, anche se capita di leggere sui giornali associazioni tra decrescita e recessione. In realtà i due fenomeni sono completamente diversi, proprio perché la recessione riguarda la crisi del processo di crescita. Il processo di crescita è entrato in crisi, questo significa recessione. La decrescita invece non c'entra assolutamente nulla con la crisi della crescita, cioè del PIL, proprio perché la decrescita ritiene che il PIL sia un indicatore economico non adeguato, cioè il fatto che il PIL cresca oppure che il PIL si blocchi non significa che quindi il benessere delle persone prima era in crescita, adesso il benessere delle persone si è bloccato, perché in realtà, come dimostrano moltissimi studi anche di economisti contemporanei, specie per quanto riguarda poi i paesi avanzati, ci sono dei grafici molto belli che adesso non posso far vedere, che mostrano che nei paesi avanzati, anche quando il PIL cresceva, non cresceva però il benessere. Di qui appunto l'esigenza di utilizzare degli indicatori diversi da quelli del PIL. Quindi che cosa propone la decrescita? La decrescita non è che la decrescita sia interessata al fatto che il PIL debba calare per forza. Se il PIL non cresce perché il modello economico attuale non ce la fa a crescere, ma questo è un problema che riguarda i fautori della crescita, non i fautori della crescita. Il nostro ragionamento è di segno completamente diverso, e cioè, siccome è dimostrato che perlomeno nei paesi avanzati, nonostante la crescita, le controindicazioni, cioè gli effetti collaterali negativi, sono superiori ai benefici degli incrementi di crescita, è evidentemente che bisogna cambiare registro. Noi siamo interessati a una società che riprende in seria considerazione l'idea di senso del limite, perché non è possibile crescere all'infinito e quindi bisogna cominciare a ragionare nei termini del senso del limite, riprendendo in questo anche spunto da certe saggezze ecologiche del passato. Molte grazie Paolo.